giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. La circolare emanata dal ministro della Salute Roberto Speranza sposta in fascia arancione le confinanti regioni Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, invariato invece lo status del Veneto e della provincia di Trento, che rimangono gialle, il grado più basso del rischio di contagio. Pertanto resta quindi valido anche in Veneto il coprifuoco dalle ore 22 fino alle 5. In queste 7 ore non sarà possibile uscire se non per lavoro, salute o necessità, previa opportuna autocertificazione. Saranno consentiti gli spostamenti solo verso le altre regioni gialle, confermate la didattica a distanza al 100% per gli istituti di istruzione superiore e la capienza al 50% nei mezzi pubblici, chiusi i musei e le sale bingo. Ieri sera il sindaco Alessandro Ferro ha intanto comunicato che nel territorio comunale di Chioggia sono presenti 429 positivi al coronavirus, quasi tutti asintomatici oppure oligosintomatici, salvo 27 ricoverati. Tra questi ultimi 14 sono all'ospedale di Chioggia in area non critica, 1 in terapia intensiva e 12 chioggioti al Covid Hospital di Dolo. Secondo i dati forniti dall'USL, al primo cittadino 186 sono i chioggioti in isolamento per essere entrati in contatto con pazienti positivi. Oltre 800 i concittadini contagiati dall'inizio dell'epidemia ad oggi. Ha suscitato scalpore la presa di posizione dell'architetto Elisabetta Norbiato, funzionaria della Sovrintendenza Archeologica alle Belle Arti e al Paesaggio di Venezia, secondo la quale il ponte che attraversa il canale Fossetta non andrebbe abbattuto per costruirne uno ex novo, bensì rimontato com'era in forza di un presunto valore territoriale. Questo intendimento era stato riportato ieri dall'assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo durante la rassegna stampa di Chioggia Azzurra. È il consigliere regionale Marco Dolfin tra i più attivi nel chiedere la riapertura del ponte, anche attraverso esposti alla Procura della Repubblica, a stigmatizzare come fuori luogo tali asserzioni. Bisogna finirla di considerare Chioggia una realtà dove fare esperimenti, dice il consigliere. Ricordo che esiste la relazione tecnica di un ingegnere scelto dal comune, il quale sottolinea la necessità di demolire il ponte a causa delle criticità emersa dai sopralluoghi alla struttura. Il ponte della Fossetta è talmente compromesso da dover essere abbattuto. Conclude Dolfin: non starò certo seduto ai bordi del canale Fossetta, in attesa di veder smontato, catalogato e ristrutturato il ponte. Mi attiverò anzi in tutte le sedi opportune dovesse esserci l'intenzione di procedere in questo modo, perdendo ancora tempo e denaro. Qualsiasi analisi tra costi e benefici dice anche che costerebbe assai meno costruirne uno dal niente, una volta demolito il precedente, che è ancora attuale. Il territorio comunale di Chioggia è stato attraversato ieri da un simpatico viaggiatore straniero, impegnato a fare il giro del mondo a piedi in senso longitudinale, partendo da Capo Nord e arrivando fino a Città del Capo, in Sudafrica. L'uomo, arrivato al ponte che attraversa il Brenta lungo la strada Romea tra Brondolo e Calino, ha vissuto le stesse difficoltà che da qualche tempo gravano sopra i pedoni e i ciclisti, ovvero la mancanza di un percorso sicuro per evitare il rischio dell'impatto con le automobili. La strada è molto stretta e chiusa dall'altro versante, ha detto il tracker in inglese, perciò ho avuto paura. Occorre trovare una soluzione anche per i ciclisti, che in Italia sono tanti.
Chioggia Azzurra fa proprie queste parole, rivolgendosi all'ANAS e agli enti territoriali. Lo scorso agosto il consigliere Jonathan Montanariello aveva presentato un ordine del giorno al Consiglio Comunale di Chioggia al fine di realizzare una passerella adiacente alla carreggiata. L'ipotesi però non è ancora stata considerata dalla massima assemblea cittadina. Buone notizie per la raccolta differenziata nell'area metropolitana di Venezia. Una rilevazione del Consorzio Nazionale Imballaggi, infatti, ha riscontrato come il territorio veneziano sia il primo in regione per la separazione dei rifiuti. L'ente che sovrintende al sistema di raccolta certifica il primato nella raccolta di plastica, carta e cartone, acciaio, con risultati significativamente più cospicui rispetto alla media regionale, per la plastica addirittura il doppio. Anche per il vetro il risultato è lusinghiero e corrobora il riconoscimento al sistema di gestione integrata messo in pratica dal gruppo Veritas, oltre che la coscienza civica dei residenti. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, Venezia è la prima città metropolitana nelle classifiche dell'ISPRA per quanto riguarda la percentuale del riciclo di rifiuti. Nel 2019 essa stazionava al 70,74%, da gennaio a settembre 2020 si è attestata al 73,18% di media, con vette oltre l'80% in 18 comuni. Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, abbiamo ripensato la colletta alimentare con una nuova modalità, per poter continuare a donare il cibo ai più bisognosi garantendo la sicurezza di tutti. Colletta alimentare cambia la forma ma non la sostanza. In cosa consiste la colletta 2020? Dal 21 novembre all'8 dicembre, alle casse dei supermercati o già da ora su collettaalimentare.it potrai acquistare una card il cui valore verrà trasformato in cibo per chi è in difficoltà. Come funziona la card? Con ogni card potrai donare 2, 5 o 10 euro o sommare questi importi tra loro quante volte vuoi. Puoi riutilizzare la card per tutto il periodo della colletta nei supermercati aderenti all'iniziativa che trovi sul sito collettaalimentare.it e se non ne trovi uno vicino a casa tua, ricordati che puoi acquistare la card anche online. Si tratta di una donazione in denaro? Certo che no. L'importo del valore che sceglierai acquistando la card verrà convertito dal supermercato in alimenti che verranno consegnati a Banco Alimentare e che a sua volta li distribuirà a chi ne ha bisogno. Posso ancora aiutare come volontario? Per la sicurezza di tutti abbiamo ridotto il numero dei volontari partecipanti, ma tutti possiamo contribuire alla colletta acquistando la card e facendo passaparola tra amici e parenti. Colletta alimentare 2020. Cambia la forma, ma non la sostanza. Ciao Davide, senti, sono passato di qua, ho visto questa birra alla zucca, ma mi spieghi un po' meglio da dove salta fuori? Certo Andrea, allora abbiamo una birra alla zucca di Baladin, una birra che comunque ha una storicità che circa 500 anni perché
fu inventata dagli anglosassoni durante la colonizzazione degli Stati Uniti. Lui l'ha ripresa per aiutare la Pro Loco di un paesino di Piemonte durante la fiera della zucca, e durante questa fiera piacque così tanto che lui decise di metterla in produzione. È una birra che si sposa sicuramente con tutti i piatti a base di zucca e con i dolci, una birra veramente molto interessante.